questa sera 6 cantanti che si sfidano, 6 proposte completamente diverse e particolari e già fremono dietro le quinte, quindi la farò molto breve. Cerchiamo nuovi talenti. Il Teatro Trianon Viviani è la casa della canzone napoletana. Qui vive una stabile con la regia di Bruno Garofalo, uno spettacolo straordinario che ritornerà il 25 di febbraio, Adagio Napoletano, con dei cantanti meravigliosi, un'orchestra stupenda diretta magistralmente dal maestro Pino Perris. Cerchiamo nuovi talenti. Alla fine di questo talent, nel mese di aprile, avremo un vincitore, una vincitrice da scritturare nella compagnia stabile del Teatro Trianon. E questa idea la dobbiamo al nostro vulcanico direttore artistico Marisa Laurito, che ci sta seguendo. Avete sentito gli applausi, quindi benvenuto al pubblico in sala, benvenuti a tutti e benvenuto al pubblico che ci segue in diretta sulla diretta Facebook, sulla pagina ufficiale del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Lo so che la state aspettando tutti e adesso è il momento di presentarla, la mia compagna di viaggio, Tiziana De Giacomo. Buonasera, buonasera e benvenuti a Terremoti. Elegantissimo, ma stasera anche un po' in versione AC/DC, un po' rock. Io direi più rock. Rock, sempre più rock. Stasera, sì. Nelle mani di Tiziana c'è il segreto delle modalità di voto e adesso, da bravissima maestra qual è, ce lo legge e ce lo spiega bene. Te lo spiego. Vai. Allora, come sempre, signori, io vi ricordo alcune importanti precisazioni riguardanti lo svolgimento della serata e soprattutto il regolamento. Innanzitutto, l'ordine d'ingresso dei nostri partecipanti, come ogni sera, è stato sorteggiato. Abbiamo, come ricordavi tu prima, un pubblico da casa, il pubblico in sala e la giuria tecnica. Il pubblico da casa cosa fa? Seguirà una diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Teatro Trianon. Lì, sulla bacheca, verranno pubblicate le foto dei nostri concorrenti e il pubblico sceglierà il suo preferito cliccando semplicemente mi piace sulla foto. Stessa modalità di voto, soltanto per il voto, mi raccomando, avviene su Instagram. Anche lì, sulla pagina ufficiale del Teatro Trianon, verranno pubblicate le foto dei concorrenti e potete scegliere il vostro preferito cliccando invece sul cuoricino. Poi abbiamo il nostro pubblico in sala che vedo sempre più numeroso. Il loro gradimento invece viene espresso con un applauso. Mi raccomando, per l'intensità, non per la durata. Alla fine di tutte le esibizioni a Gennaro chiameremo sul palco i nostri concorrenti e riceveranno il vostro applauso che verrà monitorato con l'applausometro. Poi abbiamo la nostra giuria tecnica, la giuria di esperti che acquisirà in tempo reale i voti del pubblico da casa e i vostri voti, i voti della nostra platea e ne terrà conto per formulare il giudizio finale che come sempre sarà insindacabile. Stiamo parlando di artisti, maestri e tecnici del settore e della materia. Quindi alla fine noi sommeremo tutti i voti e avremo finalmente il nome del vincitore o della vincitrice. Ma sei stata bravissima. Poi non ti potevo contraddire perché vestita così sei abbastanza minacciosa con questa. Sì, stai attento, sono molto attento, sto attentissimo, però intanto abbiamo parlato della giuria tecnica, giuria di qualità. Il nostro regista Bruno Garofalo è sempre al timone di questa giuria ed è lì pronto in postazione. Al suo fianco ci sono degli artisti che in qualche modo hanno sempre incrociato la storia della canzone napoletana. Abbiamo uno straordinario musicista che solitamente vedete proprio qui in orchestra nel Golfo Mistico, che è il maestro Luigi Fiscale, che è in giuria con noi. Una delle voci di Adagio Napoletano che ritornerà con il maestro Fiscale, con Bruno Garofalo e anche con me il 25 di febbraio proprio su questo palcoscenico, Francesco Malapena. È un altro straordinario musicista che è Mariano Bellopede, che è qui in giuria con noi, che tra le altre cose potete vedere su questo palcoscenico nel mese di marzo con una proposta davvero eccezionale che vi spiegherò dopo. Quindi questa è la nostra giuria tecnica di qualità che è proprio lì sul balconcino e che accogliamo sempre con un doveroso applauso. È inutile dirvi che nel corso delle nostre sfide, delle nostre puntate di questo ring pieno di energia e di musica ci saranno delle attenzioni particolari della giuria e dei ritorni. Avviso il pubblico che ci segue su Facebook che il mi piace
finita la gara, dopo l'ultima canzone non valgono più, però siamo davvero felici che ogni settimana il numero delle persone che seguono questo talent aumenta sempre di più, e soprattutto qui in teatro, perché vi ricordiamo che ogni mercoledì si entra in questo teatro per questo talent gratuitamente. Mi sembra davvero un bel segnale. Sì, infatti stasera sono tantissimi. Stasera sono tantissimi, Fa ma molto piacere. io direi cominciamo subito. Subito, il primo concorrente, Francesca Fiore. Eccola qui, eccola Ciao, qui, Francesca. Francesca, vieni qui, vieni sul segnetto, qui al centro. Ecco. Tutti, bene o male, mi dicono non mi far parlare, ti prego, non mi far parlare, però due cosette le dobbiamo chiedere. Le dobbiamo chiedere. Tu non sai che questa ragazza, che quanti anni ha? Infatti, Possiamo dirlo, possiamo dirlo. piccolina. Sì, 18. 18, Non è vero, no, 27. Vedi, fa pure lo scherzo. Cioè Fa 27 pure- anni. 27 Te li anni. porti molto In bene. realtà sembri proprio piccolissima, tenera, tenerissima dietro le quinte, però ti prego, non mi chiedere niente. Però la musica investe la tua vita da sempre, vieni da una famiglia di musicisti, eccetera, eccetera, eccetera. Come è cominciato questo tuo amore per la musica? Ma è stato naturale, insomma. Ho iniziato in chiesa, cantando in chiesa, e poi mano a mano, insomma, ho iniziato a prendere lezioni di canto. Ed è un amore, come dire, io penso che tutti quanti per forza devono amare la musica, perché entri in un negozio e c'è la musica, per strada magari con l'iPod, insomma, all'epoca, o comunque con le cuffiette senti la musica. Se non c'è musica non c'è vita, quindi Bella, non è solo per non me. c'è musica, non c'è No. Ora tu sei brava, questa cosa è molto bella. Tu sei vicina a una delle più grandi cantanti heavy metal del nostro, Che sei del nostro bellissima. panorama. Grazie, Però grazie. tu hai scelto una canzone che in qualche modo è una canzone d'amore, vero? È Sì, una sì. storia Una d'amore. canzone d'amore, ed è anche, come dire, una sorta di... Io la vedo un po' come un riscatto poi a un certo punto, che ovviamente dal mio punto di vista, perché è una canzone che è nata per una voce maschile, voglio dire, no? Per quello che racconta. Non sveliamo, Non svelo ancora di niente, però insomma, è una mia personalissima rivisitazione, e mi piace pensare che poi alla fine, anche se una storia d'amore finisce, comunque uno deve sempre conservare un ricordo positivo, perché nella vita quello che conta alla fine delle esperienze che noi facciamo è conservare quello che quelle esperienze ci hanno lasciato. Quindi anche una storia che magari finisce lascia sempre qualcosa di buono. Ma tu guarda quante Dipende belle da cose come sa. finisce, Ma mi hai però, scritto un libro, io lo eh. compro subito, Non l'ho ancora scritto, lo vorrei scrivere. Andiamo alla musica. Dai. Di Fiore Lama, tutta per me. Francesca Fiore. A più tardi. Tinta all'ombra, vasto cuore, che non può dormire, e canticchiagna, amore, amore, tu mi fai morire. Ma se tu siete sta voce tremare, no, non lo credere, non ti facciamo. E ma non canta per te, canta per nata, no, non ti voglio vedere come una volta. Tu non sei niente per me, niente per me. Non saccio più che non mi tieni tu, Maria. E ma non canta per te, canta per nata, no, non ti voglio vedere come una volta. Tu non sei niente per me, niente per me. Non
Grazie. Eccola qui, grazie Francesca, ci vediamo più tardi. Grazie, A dopo. A dopo. Intanto io leggevo dietro le quinte che questo è il programma del Teatro Trianon, è una settimana piena di eventi. C'è il concerto l'11 di Engeller e Raiz, il 12 Enzo Gragnaniello, il 13 Prima Nazionale Fiorenza Calogero con Vico Viviani, poi torna Adagio Napoletano e tornano le 1001 Napoli con Mariano Bellopede e Francesca Colapietro. Insomma, voi non avete altro da fare che andare sulla pagina ufficiale, il sito del Teatro Trianon, oppure la pagina Facebook, ed inondarvi di musica e di arte. Noi vi aspettiamo qui, in questo Febbraio teatro. corto ma bello intenso. Ma bello intenso. Secondo concorrente, Adelaide Cuciniello. Cuciniello. Adelaide, eccola qui. Buonasera Adelaide, vieni, siamo sempre sul nostro segmento. Eccoci qua. Adelaide, so che anche tu hai iniziato ancora da molto più piccola a cantare. Sì, mia mamma è una cantante, quindi io sono nata sul palco, lei mi allattava dietro le quinte, per dirti. Però sei nata proprio sul palco? Fortunatamente no, peggio sarebbe stato. Non contraddire, guarda come sta vestita. Sì, mi contraddici. Non contraddire mai. E quindi diciamo, perché poi il tuo modo di esprimerti con la musica? Bella domanda, brava. Io diciamo che ho sempre amato anche scrivere, infatti stasera vi porto il mio pezzo. Ah, vedi che ci avete una sorpresa. Sì, è una canzone scritta da me e poi invece la musica è di Luca Iuvine, il mio fidanzato. Ah, ecco. L'amore, Quindi è fidanzata, chi vede mi è dispiace. fidanzata. L'hai scritta tu insieme a Sì, lui? sì. E quindi ho sempre da piccolina anche scritto, sai, mi piaceva comunicare attraverso le parole, quindi poi ho iniziato a studiare insieme a mia mamma, adesso sono al conservatorio, forse mi laureo quest'anno, Quindi... Intanto però ci regali questa canzone. Sì. Tiziana. Sono curiosa anche io di ascoltare. Tocca a te. Di Cuciniello, Nonna Lì. Adelaide Cuciniello. A dopo. Rimango sola ad aspettare un'altra goccia che scende giù. Mi sento ancora fra le tue braccia, come se non fossi andata via mai. Chi l'hai toccato tempo passa, mi stunga ancora aspettando. Tu mi uscita con l'adoro un caffè, con chi l'occhio carrevane felicità. Senza te, ma rimane solo ricorda. E te, farò balcone a sentire canzoni. Se là tu mi senta mentre canta per te come all'ultima sera. Vieni me ne suona cercami soltanto. Ti porta tu me. Sorrido se ci ripenso a quanto bene hai fatto al mondo tu. Riguardo foto dove ci siamo noi. Ero piccola ma quel sorriso è impresso dentro me. Chi l'hai tenuto tempo ancora aspettando che tu mi uscite con l'adoro un caffè, con che l'occhio che arriva le felicità.
Ma tu guarda la musica che ti fa, ci vediamo tra un po', Adelaide. Ciao, dopo. Terremotus Napolitan Talent, vedi quanti talenti, quante proposte, il lavoro della giuria comincia frenetico e comincia il durissimo lavoro della nostra giuria. Intanto io sono veramente felice di dividere il palcoscenico con te, anche se ti sei vestita in questo modo un po' Iron Maiden. Stai attento. No, Stasera devi stare attento. è un'attrice, cantante, presentatrice, indossatrice, è anche molto bella, perché è vero che è bella, no? È bellissima, Grazie. ma qui è bella, intelligente e colta. Ma mi deve mettere alla prova, ho capito. Chi è il Dai, Presidente della Repubblica? Mattarella. Vabbè, questa era facile, ti faccio una domanda invece difficile, soprattutto in questo periodo e di questi tempi. Questa ti devi concentrare un attimo. Dimmi. Chiacchiera, fritto o al forno? Allora, devo dire per forza fritta. Promossa. Però aspetta, negli ultimi anni ci sono delle varianti alla chiacchiera. Tipo? E non lo so se tu lo sai. Al forno ripiene di crema, che può essere o crema al pistacchio, crema al Vabbè, cioccolato, bocciata, poi fritto crema al alla forno. Nutella ripiene Come? e poi ripassate del Un cioccolato. po' più forte? Vabbè, Sì, la bocciamo. ma non Vabbè, l'avete vabbè, assaggiata. andiamo col prossimo concorrente, basta, ti vedo Prossimo salvata. concorrente, terzo concorrente, Flora Frattino. Eccola qui, Flora. Vieni, Flora. Flora mi ha detto subito, vieni avanti, puoi venire, non ti preoccupare, non succede niente. Ha detto, non voglio parlare, sono emozionata, non Niente. voglio cantare. Dai. Tre cose fondamentali. Invece non è vero, non è vero. Sai come ha cominciato Flora No, a non lo so, cantare? Ha gliel'ho chiesto. sempre avuto questa passione, vero? Adesso c'è un fatto fondamentale che ti devo spiegare. Per far sentire questo sempre devi avvicinare questa. Brava! Scusalo. No, ma noi siamo amici. Allora, come è cominciata questa tua passione per la musica? Da piccola, Da piccola? sì, Ti è sempre piaciuto? sempre. Poi mi hai detto, perché me l'hai confessato, a un certo punto mio padre ha detto non basta, non devi cantare più. Ma tu non hai mollato, non hai mollato. E mi hai detto anche che canti soprattutto mentre fai un'operazione fondamentale che è La parmigiana. la parmigiana. La Lei canta parmigiana. durante la Canti durante la parmigiana. Ma l'applauso era per la parmigiana o per la E le canzone? polpette, le polpette. E i tuoi cantanti preferiti sono? Mina, un sacco di Ornella Vanoni. Ma sei pesante. Sì. Vai sul pesante. vai sul E poi siamo pesante. curiosi di ascoltare la tua voce. Beh, certo, siamo curiosissimi, però se fa benissimo la parmigiana e ci fa recreare, sono sicuro che ci sarà anche qualche sorpresa con la canzone. Speriamo. Vediamo un po'. Di Martucci Mazzocco, indifferentemente, Flora Frattino. Un momento, perché abbiamo bisogno, la nostra squadra è sempre al lavoro, arriva l'asta, perché Flora giustamente non si è neanche mossa, ha detto non voglio cantare, non mi voglio muovere, Niente, non non lo voglio fa. parlare. Allora, diciamo di nuovo il titolo della canzone, per favore. Indifferentemente, Flora Frattino. A dopo. Grazie.
E vedi che allora che buonissima la parmigiana! Ci vediamo dopo e mi fai anche la cortesia di portarti il microfono. Grazie perché dobbiamo sanificare tutto. Grazie. A più tardi, grazie. Intanto ce ne andiamo qui. Sì. E siamo pronti per chiamare il quarto concorrente. Quarto concorrente. Certo, hai ragione, non hai ragione. Abbiamo ancora una femminuccia. Abbiamo Stasera sì, trionfano le donne. Maria Teresa Iannone. Eccola qui, Eccola. vieni qui Maria Teresa, perché intanto, cara Maria Teresa, tu non sei sola, ma sei accompagnata dal maestro Michele Bonet. Nel frattempo, Eccolo qui, buonasera maestra. con tutta la nostra squadra Maria di triathlon che Teresa, lavora. io so che tu sei anche attrice, Sì. ma dimmi la verità però, ti senti più attrice o più cantante? Attrice. Amo definirmi attrice che canta. Intanto a me fa piacere veramente questa vostra scelta di colori primaverili che c'è stata, devo dire, veramente. Ma tu pensa a No, te, io penso a me, pensa a vabbè. te che sei un disastro Ma che ogni disastro? sera, lo devo dire. È brutto questo completo? È stupendo. No, è quello- aspetta, senti il tono, è brutto? No, per Ragazzi, dire, cominciamo malissimo. vabbè. Ritenetevi tutti cancellati da Facebook. Intanto Maria Teresa, tu hai scelto una canzone particolare, non sveliamo il titolo, perché in realtà per te mi hai detto è una storia d'amore, una cosa particolare che è, me l'hai spiegata bene. D'amore in tutte le sue forme ed è per me una carezza. Questa canzone è una carezza che profuma di speranza. Questa me la tatuo. Una Stasera carezza che profuma I di nostri speranza. concorrenti Mi è piaciuto. sono filosofici. Intanto tu annuncia un attimo, io ti accompagno all'asta, Grazie, così tu mi hai detto grazie. per favore mi sistemi la Sì, lei è grazie. altissima. Allora vediamo un po' come. Devi Mettiamo il alzare un microfono. po', mio caro Ho generale. capito ragazzi, sto facendo un talent per Allora, si alzatura di alza asta qua. di microfono. Ecco Ok, qui. ok. Va bene così signorina? Perfetto, grazie. Le manca mezzo vestito, io lo voglio dire, prego. Sì, lo so. Che pazienza che ci vuole. Di Fraiello, un sapore di ceras. Maria Teresa Iannone. Eccoci! Che se fa così, pensando tempo che non fa, è tutto male, lascia sta, coppa, sto mondo che è poi, che vuoi cercare di capire, se tutto quello che ti pare, non è sempre verità, stasera non ti pigliare, o sai, ci stanno piazza, tu si sente ancora a dormire. Oh mare, che mare, è albero incantato, care giardino mani in te casa. Oh sapore, reggeràs. Che se fa così, già è troppo assai a malinconia, che si incontra in mezzo a via, tu chiami e chi ti sente, e poi che vuoi cercare di capire, nessuno mai ti può spiegare perché sta vita da passare, stasera lascia stare, o sai ci stanno piazza, tu si sente ancora a dormire. Oh mare, che mare, è albero incantato, care giardino mondo in te casa. Oh sapore, reggeràs.
tuo sapore. Grazie. Maria Teresa Iannone col maestro Michele Cone, grazie, ci vediamo Grazie a più voi. tardi, grazie. Avete sentito anche un colpo, ma non fa niente, il bello della diretta. È un colpo, secondo me viene dal mio. Ah sì? Sì. Sei stata lì? È l'abbigliamento. È il sai, rock, questa forza, questa potenza. Perché canzoni sempre diverse, arrangiamenti Sì, infatti. diversi, proposte Stasera particolari. delle canzoni che io non conoscevo, devo essere sincera. E tu non conoscevi perché sei arrivata alle 9 meno 10? Noi invece stiamo provando dalle 4 e mezza, cara. Non ti rispondo. Perché tu avevi un concerto a Donington. Dov'è? Sì, Dove no, sta? Perfetto. Ma andiamo avanti col prossimo concorrente. Andiamo avanti. Lo chiamo subito. Lo vuoi Sì, chiamare perché subito? è un maschietto. Ah, eccola Sì. qua. Vai. Raffaele De Martino. Vieni Raffaele. Buonasera. Vieni qui. Prego Raffaele. Finalmente un colore chiaro, primaverile, bello, che esprime gioia. Esagerata, Ci sta. Raffaele, tu non sai che Raffaele è uno straordinario danzatore, era anche coreografo, ci siamo incontrati in varie esperienze. Infatti, io sono stato suo allievo si di vede danza. dallo stile, Sì, che anche io è sono stato diverso suo allievo dal tuo. per 6 anni, vero? Si vede che è uscito da me, no? no, Ti ringrazio, posso anche andare via adesso. Lui è stato il mio insegnante, io ho fatto il cigno Sì, per 6 anni sì. e poi... Il cigno? Quale? Il cigno... Quale cigno? C'è uno dei cigni, Uno dei cigni. Quello che si è perso. Quello che si è strada. perso. Raffaele ci fa una proposta anche lui particolare, perché in realtà la connessione di questo talent è avere a che fare con la musica napoletana, con artisti di questa terra o arrangiamenti, artisti che tornano in questa terra. Quindi il denominatore comune è la musica napoletana e la musica a Napoli. Tu hai scelto una canzone, perché l'hai scelta? Mi spiegavi un motivo particolare, non diciamo il titolo della canzone. No, proprio perché è una serata di un tema predefinito, io ho scelto una cosa totalmente opposta. Vedi, io non devo più, con le persone vestite così non c'è da fidarsi. Ti ha spiazzato. E dicevi che in realtà è una canzone d'amore, Certo, assolutamente. Amore sempre. amore sempre. Sempre. Quindi diciamo questa tua figura, insomma, un po' così alla Johnny È Depp. una corazza. È una corazza, Sì. in realtà sei un tenerone. Mm, No, molto giù. molto giù. Sì. Sei un romanticone. Sempre molto giù. E secondo insomma, la tua esperienza di romanticone, Sì. questa ragazza secondo te è più un diavolo o invece più un angelo? Ma sai, è importante avere ambedue i lati. Vabbè, vi siete messi Visto, d'accordo ragazzi, ma visto. non vale. Se no è noioso, sai, ho tutto buono. Dai, come dicono, Bravo, bisogna bravo, tu rientrare. capisci. Vedi? Cioè, come dicono in Inghilterra, perché gli inglesi tutto ci hanno insegnato, Yamannanzi, presenta pure il nostro artista che intanto già ha raggiunto, sistemi tutto tu. Sì, è autonomo lui. È autonomo. Hai paura di lui? Ho paura perché si può fare un gran Batman, tu Sì. mi lanci da qualche parte. Vedo il terrore nei suoi occhi. Andiamo avanti. Facciamo Prego, le persone. prego signorina. Di Finizio, Amore Amaro. Raffaele De Martino. Grazie. Eccolo! Le mani, tutto incomincia sempre con le mani. Ancora non le ha detto che la ami, anche se lei lo sa. E poi, se respirare solo se c'è lei, diventi tutto quello che non sei, diventi come ti vorrebbe lei, e non ti basta mai, oh, mai. Amore, amore, amore amaro, amore mio, amore che potrà fermare solo Dio, ma questo amore senza cielo volerà nelle tue mani.
ritornerò alla vita mia di sempre, ma senza te io non avrei più niente, più niente, niente. Amore, amore, amore amaro, amore mio, amore che potrà fermare solo Dio, ma questo amore senza cielo volerà nelle tue mani. Amore senza amore, amore che non ho, amore che non vincerà se tu non vuoi, amore grande chiuso dentro una bugia, senza domani. Domani. Amore, amore, amore amaro, amore mio, amore strano, amore pazzo, amore senza domani. Grazie. Eccolo qui, grazie, grazie, grazie. Raffaele, ci vediamo dopo. Grazie mille. Ve l'ho detto che c'erano proposte sempre diverse, tutte in connessione con la nostra splendida città e la nostra splendida tradizione musicale. Il lavoro della giuria, vedete, è in fermento, scrivono, prendono appunti. Bene, Andiamo avanti? no, io volevo dire Vai, una poesia, una cosa. no, Vai, non lo so, andiamo tutti andiamo avanti. subito mi vuoi Ho preparato chiedere una sempre poesia a qualcosa? tema, com'è bella Natale, la sera della vigilia. Non è a tema comunque. Ah, non è a tema? No, scusami qua. Andiamo avanti, Andiamo che bello. Fabiana Russo. Ecco Fabiana, vieni Fabiana. E anche Fabiana è accompagnata dal maestro Vincenzo Sesto. Eccolo lì, mentre la squadra del Teatro Trianon si mette subito al lavoro. Vieni Fabiana, Fabiana, quanti ricci? Ogni riccio un capriccio, più ricci o più capricci? Più capricci. Stasera è una serata tosta. Stasera è una serata dura, il povero Raffaele è il beato tra le donne dietro le quinte. Intanto Fabiana, cantante, attrice, ci siamo incontrati in meravigliose esperienze. C'è più la musica o il teatro in questo tuo percorso? Ma entrambe le cose, nel senso che all'interno del teatro c'è sempre una colonna sonora, insomma, che rappresenta in qualche modo il periodo in cui sto recitando. E nella stessa cosa nel canto e nella musica cerco sempre di mettere la parte teatrale che è in me, no? Interpretare quindi quello che sto cantando. Quindi non c'è qualcuno, cioè il teatro rispetto alla musica sono equivalenti, insomma, non c'è più musica o più teatro, entrambe le cose. La ringrazio, lei è una persona gentilissima. Intanto tu ti eri vestita di nero, sentito che facevo battute sui vestiti, hai cambiato subito vestito. Stasera si sta scatenando. No, non è vero, non è vero. Invece annunciamo la canzone, il brano. Di Falvo Fusco, di Cella Buia, Fabiana Russo. A dopo. Maestro. Oggi ho perduto sonne a fantasia che pensa sempre che tutta vita mia in ciò le saricera ma non ci saggio di a voglia a voglia appena sai
dici non c'è la buia che non mi scorda mai, è una passione più forte una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa campare. Dici cancella che una rosa nasce assai più bella una giornata sola, a bocca soia più fresca e viola, il cielo si sentirà innamorata di me. Dici non c'è la buia che non mi scorda mai, è una passione più forte una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa campare. La lacrima lucente è caduta. Dici tu un poco, a che pensare? Questo occhio rosa, voi solo mi guardate, lo amo c'è sta maschera, da cima verità. Sei tu che sai da te, che non si spezza mai, suona gentile, sospiro mi cantata, ti cerco come l'aria, ti voglio Grazie Fabiana, grazie maestro, ci vediamo tra poco, diamo tempo ai nostri amici a casa di concludere le loro operazioni di voto con i mi piace sulle fotografie che il nostro Fabio Paradiso e tutta la sua squadra comandano con i pulsanti segreti della diretta Facebook. E intanto io vi devo dire un altro segreto che tu già sai: ogni puntata è accompagnata da un ospite padrino o da una ospite madrina, ma non è questo il momento. No? Non è questo il mio momento, mia cara, perché adesso è il momento vostro. Abbiamo fatto 6 mesi di prove, ora tocca a voi. È il momento magnifico, straordinario dell'applausometro, dell'applauso in sala. Quindi chiameremo tutti i nostri cantanti e poi Tiziana, con la sua voce rock, heavy metal, ma comunque suadente, chiamerà in ordine di apparizione, Ci così. vedete dopo, le rock. Non ti preoccupare, tanto io vado via subito perché mi danno un passaggio. Li chiamerà esattamente come si sono esibiti, loro faranno un passo in avanti e voi decreterete il vostro applauso. Tutto chiaro? Mi raccomando, l'intensità dell'applauso e No. non la durata. Però avete fatto soltanto un gesto con la testa. Tutto chiaro? Perfetto, mi avete convinto. Porca miseria. Ecco a voi i nostri artisti, eccoli Prego, qui. ragazzi. Venite ragazzi. Eccoli, tutto bene ragazzi, tutto a posto, state Siamo mangiando? emozionati, Ecco, facciamo una bella fila, una fila in fila, io passo da dietro, sì, vai mi di là, metto tu, qui, io resto guarda qua. che bella fila, un poco più avanti, un poco più indietro. Perfetto. La linea. Ragazzi, scusate, abbiamo fatto le prove. Vogliamo fare 6 l'esempio? mesi. Ah? Vogliamo fare l'esempio per il Vai, pubblico, facciamo perché un li esempio. vedo numerosi Vai, e molto carichi. Facciamo un esempio. Vai, Gennaro.
E devi dire Gennaro Monti. Ah, io devo fare viceversa. Allora. Con un sole mio Gennaro Monti. Chiameremo il concorrente per nome, il concorrente farà un passo in avanti e a quel punto voi attiverete il vostro applauso. Faccio un esempio. Gennaro Monti. Grazie. Vogliono il bis. Allora, vedi Gennaro che io sono più brava a spiegare, vedi, le modalità di voto e di esecuzione. Gennaro perché Monti l'altra volta ha abbandona il fallito lui. Gennaro Monti abbandona per sempre il Andiamo una col primo lettera, il mio ufficio concorrente. stampa. Andiamo avanti. Primo concorrente che si è esibito. Francesca Fiore. Secondo concorrente, Adelaide Cuciniello. Aspettate sempre che fa il prima il passo e poi fate partire l'applauso. Flora Frattino. Quarto concorrente, Maria Teresa Iannone. Quinto, Raffaele De Martino. Sesto, Fabiana Russo. Non ho mai visto concorrenti più timidi a prendere Sì, l'applauso. infatti. Facevano una Sono cosa scappati. e tornavano indietro. Quindi adesso è il caso di fare un mega applauso a tutti e 6 i concorrenti. Guarda che cosa ho trovato. Ho trovato un chiodo che mi è caduto dalle tasche, un chiodo storto lavorato in teatro che solitamente porta bene. Lo do all'unico maschietto del gruppo che porta bene a tutti voi. Eccolo qui. Ci vediamo dopo, prego. Grazie, grazie. Qualcuno è arrabbiato con me? Sì. Credo. E adesso tu non sai che momento è. No, lo so. Lo è sai? il momento di chiamare il nostro ospite. L'ospite padrino o madrina? Madrina, Bene, io allora- ti ho detto, stasera è una serata di donne. La lascio a te, la lascio a te. Sì, Gennaro si tratta di una bravissima cantante e non solo, è anche un'ottima insegnante di canto, infatti io ti consiglio domani di iniziare ad andare a prendere le lezioni da lei, perché so Io che insegno lei... canto da una vita. No, lei Nel mio è condominio molto ho degli brava. allievi straordinari. Sai perché? Perché lei ha una voce antica e moderna al tempo stesso. Poi è conosciuta per tutte le sue apparizioni televisive nelle nostre trasmissioni campane e non solo. Famoso un suo concerto sulle splendide terrazze di Ravello. E poi lei, vabbè, è stata protagonista di tantissimi spettacoli, anche di Novecento napoletano, uno spettacolo Sai che non punta so di chi diamante potrebbe essere? della nostra terra. E poi anche di un altro musical, Actor Day, che tu dovresti. Sai che non so chi è? Lei ha un curriculum lunghissimo. 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 Più lungo del codice fiscale. Assolutamente. Raffaella Canotenuto. Eccola qui. Eleganza, prego. Guarda che eleganza. Che Splendida e meravigliosa, Sì. Raffaella. Grazie. Con Raffaella ci siamo incontrati in esperienze straordinarie come... Andiamo avanti, vieni Raffaella. Ma quanto è bella? Dite la verità. Ma quanto è ruffiano, dite la verità. Sì. Stasera si sta scatenando. Abbiamo incontrato Raffaella, ho avuto questo piacere, sempre grazie a Bruno Garofalo, in una edizione straordinaria e fortunata di Novecento Napoletano. Poi ci siamo rincontrati anche in un musical. Tu sei una straordinaria artista e un'insegnante. Ti volevo, prima parlavamo dietro le quinte, perché forse ogni tanto è il momento anche di fare la persona seria. Bravo. In questo momento così complicato e complesso, tu hai insegnato canto ai nostri ragazzi, ai tuoi allievi, ma che cosa ti hanno chiesto? Mi hanno chiesto quando finisce, quando ci vediamo dal vivo, perché durante il Covid ovviamente siamo riusciti ad incontrarci solo online, però anche quello è stato un modo per sentirsi vivi. La lezione ogni settimana diventava l'incontro per sfogare. Certo. E quindi era un momento attesissimo, era il mezzo per, come dire, affrontare la settimana dopo e l'altra ancora e quindi
piano piano insieme ce l'abbiamo Ma vedi la fatta. musica che ti fa? Può regalare una speranza in ogni momento, la musica, l'arte in generale. Facciamoci una passeggiata da questa parte, perché sento dei gesti dei nostri tecnici. Mi sa che ti serve qualcosa, forse ti serve l'asta, capisco questo? Sì. Oh, Guarda chi ha Ma fatto. facciamo un applauso, Un applauso ai nostri tecnici. tecnici, è ovvio. E tu cantavi una canzone in un musical con le musiche di Maria Grazia Fontana, Attilio Fontana, la regia sempre di Bruno Garofalo, che abbiamo incontrato in Mille cose meravigliose, e lei faceva la madre di Padre Pio, che questo è un musical insomma, che ci ha dato parecchie soddisfazioni, molto emozionante, e cantavi una canzone che a me mi ha sempre fatto venire la pelle d'oca. Me ne puoi regalare un pezzetto così a cappello? Dai. La mano che nel buio stringerà, la voce che dirà la verità, stella verrà, stella cadrà, un custode, un angelo, le ferite guarirà, sempre lui con te sarà. E invece stasera ci fai un regalo anche ai concorrenti, visto quanto sono bravi? Molto. Hai visto che cosa Molto. abbiamo ascoltato da autori Molto. della canzone classica napoletana, storici, a autori invece moderni, come Carlo Faiello, Finizio, eccetera, eccetera. Ma vedrai anche le prossime puntate con tante proposte particolari. Stasera che cosa ci regali? Stasera ho deciso di farvi ascoltare un brano di un disco realizzato solo 10 anni fa. Solo 10 anni fa. Quando io avevo praticamente 9 anni. Certo, e io infatti Ad una gamba, come si io ne suol avevo dire. 18, 10 anni fa. E niente, quindi stasera faccio ascoltare questo brano scritto per me da Gaetano Campagnoli, Mario Guida, con arrangiamenti di Enzo Campagnoli. Il brano si intitola Ma perché? Ok. Noi ci mettiamo buoni qui, ti possiamo ascoltare da qui? Certo. Allora ti accompagno all'asta Grazie. e voglio servire anche te. Ogni tanto. Voglio fare il tecnico anche per uomo. te, voglio avere questo onore. Eccoci qui. Siamo a posto? Yes. Raffaella Carotenuto. Dimma perché sto cuore pensa ancora a te. Dimma che sta Spagna forte da vedere. Ma quanta lacrima già scendere rintanata me. Si sta suonando, non mi voglio mai scegliere. Nata vota ancora in mezzo mare, mentre il tempo sarà, sto pensando solamente di scordare. Ma perché voglio te, se sta perdendo questa vita in un attimo, sai perché? Senza te, ma manco dolce la carezza che sai fa soltanto tu, e rimanca
l'amore vuoi pazzia, ma se c'è stata una speranza da incontrare, sulla vita nata vita voglio fare. Che rimanga ancora in casa, con l'amore vuoi pazzia, ma se c'è stata una speranza da incontrare, sulla vita nata vita voglio fare, sulla vita nata vita voglio Grazie. Ed allora, che regalo meraviglioso, porto via quest'asta perché facciamo altre 4 chiacchiere e ti tocca un compito davvero arduo. lo so. Intanto ti racconto una cosa, noi abbiamo fatto delle tournée magnifiche eccetera, ma è capitato qualche volta che guidavo io la macchina. Allora lei dice: Gennaro, ma dormi? Ma ti viene da dormire? Dimmelo Mi se ti viene da ricordo un dormire. San Giovanni Rotondo Napoli In alle San 2 di Giovanni però, notte. io dicevo: "Ah, non posso mai dormire, canta", l'ho fatta cantare fino all'alba. Quindi questa Per tenerlo sveglio. ho spento la radio e ho Però cantato aveva lei. ragione, Intanto aveva vado a prendere una magica busta, È arrivata? mettetevi un po' Già più arrivata? avanti ed è il momento, Eccola, il eccola. momento che tutti Tocca a te, aspettano. lo sai? Sì, lo so. Tu hai il tuo preferito? Sì. Sì. Ecco la busta, questa è la partecipazione per il mia comunione. Grazie. Verrò volentieri. L'apro io. Sì. Vincitore o vincitrice? Vediamo un po'. Vincitrice. Ce ne sono tante di donne. Eh sì. Vado? Prego. La vincitrice di questa magnifica serata è Fabiana Russo! Fabiana, eccola qui! Vieni, Fabiana! Prendi pure il tuo applauso. Bene, e con Fabiana io direi di chiamare tutti i nostri cantanti, eccoli qui, eccoli, un grosso applauso, Anche eccoli. stasera tutti bravissimi. Ma sicuramente qualcuno ritornerà perché ci sono i ripescaggi, le attenzioni della giuria. Eccoli qua ragazzi, venite avanti a prendervi l'applauso del Teatro Trianon e sicuramente anche del pubblico a casa. Che cosa dire? Un altro segreto che vi svelo, quando abbiamo fatto la prima parte dei provini di questo talent si sono presentati tantissimi concorrenti, così come anche nella seconda mandata dei provini, ma non abbiamo potuto convocare tantissime persone per ovvi motivi dettati dalla pandemia. Ma questa sera, per un incrocio di destini, e non ve l'abbiamo detto prima, si sono sfidati madre e figlio. Io e Tiziano. No, non è vero. No. Si sono sfidati madre e figlio. Eccoli là, Raffaele e Flora. Eccoli qua. Due voci bellissime. Esatto, ma guarda un po' la musica che cosa ti combina. Terremotus Napolitan Talent ritorna il prossimo mercoledì 16 febbraio. Vi aspettiamo sempre in teatro perché l'ingresso è gratuito e sulla pagina Facebook per la diretta. Ringraziamo la giuria, il nostro regista Bruno Garopolo, Francesco Malapena, Luigi Sigillo, Luigi Fiscale, perdonatemi, ho i nomi di tutti gli orchestrali in testa, e Mariano Bellopede. Seguite il sito, seguite la pagina, un grosso applauso a tutto lo E staff tecnico del soprattutto teatro. venite a teatro, qui al Trianon. Per chi resta in sala dopo la diretta un concerto di Tiziana De Giacomo, grazie. Accompagnato alla chitarra da Gennaro Monti. Ciao, grazie a tutti, a mercoledì Ciao prossimo. ragazzi, ciao.